Rieccoci insieme, naturalmente venerdì parliamo con i pensionati dell'Ospedale CGIL, ma questa volta anche con il sindacato. Il tema è un po' particolare, però al di là del termine piano di zona si c'era tutta una serie di situazioni che sono molto quotidiane, molto significative, molto importanti, quindi al sindacato la parola per riuscire a codificare questa attività che viene svolta, far comprendere a tutti quanti noi la valenza di queste attività che vengono svolte. Allora, qui con noi in studio abbiamo Paolo Righetti, segretario della CGIL del Veneto. Ben arrivato, ben ritornato. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. E normalmente con lui abbiamo seguito tante questioni riguardanti la sanità e il sociale, adesso quindi è addentro da tempo a queste questioni. Collegato invece con noi da remoto abbiamo invece Gino Ferraresso, responsabile del Dipartimento Welfare dell'Ospedale CGIL. Ben ritornato Gino Ferraresso. Buongiorno a tutti e a tutti, anche a te. Grazie. Allora, incominciamo con lei segretario, perché spieghi ai pensionati, ai cittadini, agli ascoltatori, no? Cosa vuol dire, che cos'è, in che contesto si colloca un piano di zona, perché detto così francamente anche a me risulterebbe di difficile comprensione, sembra una cosa più tecnica, invece voi dite sempre no, attenzione, se i cittadini sanno che cos'è, come si articola e tutto, sono più collaborativi e si riescono a fare anche tante belle cose utili. Allora, il piano di zona fondamentalmente sono tutte quelle attività programmate per intervenire in ambito sociale e sociosanitario. Per essere più chiari, diciamo che per quanto riguarda le materie sanitarie il punto di riferimento è l'USL, l'ospedale, il distretto, il medico di base. Per quanto riguarda invece tutte le attività che non sono prettamente sanitarie, c'è una programmazione fatta a livello di distretto ed è in capo ai comuni da una parte e dall'altra parte le USL. Gli interventi sono fondamentalmente su 6 aree. La famiglia, dentro la famiglia troviamo i giovani, troviamo l'infanzia, troviamo le donne, troviamo poi gli anziani, abbiamo un'area che è per la disabilità, un'area che è per le dipendenze, un'altra area è per la povertà e l'inclusione sociale e l'ultima è per la salute mentale. Fondamentalmente per l'ultima non ho capito qual è. Salute mentale. La salute mentale. Ah, la salute mentale, ok, perfetto. Esatto. E, fondamentalmente comuni, USL, ma anche altri soggetti, tra cui il sindacato, si ritrovano periodicamente per programmare gli interventi in un determinato territorio che è il distretto sociosanitario. Quindi per ogni distretto sociosanitario viene fatto un piano di zona. Questo piano di zona doveva durare 3 anni. Fondamentalmente la programmazione era stata fatta nel 2010, i piani di zona. Però per una ragione o per l'altra questi piani di zona sono sempre stati prorogati fino a fondamentalmente al 2020. Ora era previsto che dal 2020 al 2022 scattassero i nuovi piani di zona, per cui la Regione aveva inviato ai comuni e alle USL un po' di indirizzi, di linee guida sui quali poi programmare gli interventi nel territorio. È arrivato il Covid, ovviamente questo ha messo un po' in discussione tutta la tempistica e tutti gli interventi, perché il Covid interviene anche in ambito, tocca anche le questioni non solamente sanitarie ma anche sociali e sociosanitarie. E quindi la Regione cosa ha fatto? Fondamentalmente ha previsto che i nuovi piani di zona decorreranno dal 2021 al 2023. Nel frattempo, nel prossimo anno, cioè nel 2021, si farà un piano di zona straordinario.
che sarà molto concentrato sulle questioni che hanno toccato il Covid, in particolare l'area della povertà, perché con il Covid sono emersi in particolare i problemi collegati alla povertà, alle nuove povertà, assolutamente. Queste quindi sono le basi sostanziali su cui si struttura. Segretario invece Paolo Righetti, per quel che riguarda anche l'operatività un po' più estesa come i singoli ambiti, cosa possiamo dire? Ma io amplierei il ragionamento su cui si collocano il percorso di costruzione dei nuovi piani di zona, su cui magari dopo Gino riprende meglio il percorso anche proprio definito recentemente dall'ultima delibera. Ma il contesto di riferimento che abbiamo è un contesto particolarmente preoccupante. Se noi mettiamo insieme l'evoluzione demografica, che per fortuna ha portato un innalzamento di vita, ma anche a un innalzamento delle patologie, no, della popolazione anziana, mettiamo insieme l'evoluzione del mercato del lavoro con un incremento fortissimo di quello che potremmo definire lavoro povero, e mettiamo insieme le emergenze sempre più frequenti sul piano economico e sul piano sanitario, l'ultima è quella che stiamo ancora attraversando, è chiaro che le situazioni di difficoltà, di disagio sociale e i bisogni della popolazione, quelli vecchi, quelli nuovi, sono sempre più crescenti, e se vogliamo sono stati da questa emergenza sanitaria non solo evidenziati, no, anche tutta l'area dell'economia informale che non ha avuto più difficoltà ad avere delle risposte, dei supporti rispetto a una situazione di difficoltà, ma li ha anche accentuati, perché rischia di accentuarli pesantemente, perché siamo dentro anche una crisi economica che si riflette sul sociale. Per cui i bisogni crescono. Quali sono i bisogni? Sono i bisogni delle persone in condizioni di difficoltà di reddito, per le ragioni, o perché fanno fatica a trovare lavoro o perché hanno un lavoro a termine, un lavoro povero. Sono cresciuti i bisogni della popolazione anziana in termini di non autosufficienza, e complessivamente a cascata sono cresciuti anche i bisogni delle persone con più fragilità. Non a caso le aree di intervento guardano anche alle persone con dipendenza, alle persone con disagi psichici, e allargando un po' lo sguardo sono cresciute le difficoltà, in particolare anche delle donne, a conciliare i tempi di vita e di lavoro. E questo la situazione del lockdown l'ha evidenziata in modo ancora più evidente. Le cause, bisogna interrogarsi sulle cause di queste situazioni, in parte le abbiamo già dette. Innanzitutto la crescita del lavoro povero, del lavoro precario, del lavoro a termine, del lavoro nero, grigio e via dicendo. E poi bisogna pensarci una serie di anni con politiche economiche e di bilancio che progressivamente hanno ridotto e tagliato risorse ai sistemi pubblici di istruzione, di previdenza, ai sistemi pubblici anche di tutela della salute per parecchi anni, e ai sistemi pubblici di protezione sociale, gli ammortizzatori sociali, gli strumenti di contrasto alla povertà e tutto quello che ci sta dietro. Allora bisogna sicuramente intervenire sulle cause, ridefinendo le priorità. Questa straordinaria emergenza ci deve dire quali sono le priorità. Queste sono priorità, quelle del sociale, sicuramente su cui intervenire, su cui destinare più risorse. Quest'anno il governo lo ha già fatto parzialmente, non sono ancora sufficienti. Importantissimo sarà la capacità di utilizzare in modo efficace tutte le risorse che verranno o che stanno arrivando dagli strumenti europei, in un modo più ampio e migliore degli anni precedenti. Io voglio aggiungere una riflessione che riguarda, perché sennò sembra una fotografia astratta. Questa situazione riguarda anche il Veneto, riguarda fortemente anche il Veneto. No, il lavoro povero è presente fortemente anche in Veneto, tanti part-time volontari
cioè che non l'hanno scelto ma è l'unico lavoro che hanno, crescita dei contratti a termine o dei contratti intermittenti, una fascia difficile da quantificare ma che esiste di lavoro nero e di lavoro grigio, e questo determina una condizione di reddito molto difficile. Gli anziani, l'abbiamo detto, hanno più bisogni anche in termini di assistenza, però su 32.000 posti letto accreditati dalla Regione nelle IPAB, nelle case di riposo, solo 25.000 sono coperte dalla quota, come stiamo dicendo da tempo, dalla quota sanitaria coperta dalla Regione. L'assistenza domiciliare ha parecchie carenze, la filiera dell'assistenza territoriale, molte delle strutture intermedie, ospedali di comunità, ospiti, non sono ancora stati realizzati. L'assistenza domiciliare c'è, ma è ancora inferiore alla media nazionale per quanto riguarda le ore concrete di supporto e di assistenza domiciliare. C'è una difficoltà forte a trovare posti negli asili nido pubblici, perché c'è una carenza di asili nido pubblici in rapporto alla popolazione. I costi di compartecipazione sia alle strutture sanitarie o sociosanitarie, sia alle strutture educative, insomma, gli asili sono molto alti, per cui rendono più difficile. Per cui questa è la situazione. La casa, che è uno dei fattori principali della condizione di povertà, c'è uno scarto fra la domanda e l'offerta qua in Veneto di 14.000 domande inevase, insomma c'è un quadro che anche nel Veneto, che viene rappresentato politicamente e mediaticamente come una regione di eccellenza, no? E ha anche delle eccellenze, e anche in Veneto le situazioni di criticità e le preoccupazioni, soprattutto anche in futuro, sono molto alte, per cui chiamano la politica, la rappresentanza politica istituzionale. Abbiamo appena rinnovato il Consiglio regionale con un consenso della maggioranza che c'era prima altissima, del Presidente Zaia, e porta anche una grande responsabilità a assumere queste come delle priorità di intervento e a realizzarle anche più tempestivamente che in passato, perché spesso c'è un grande scarto fra quello che si programma, no? Che si dichiara, e quello che poi si realizza, perché le difficoltà sono mille, però c'è una necessità di un intervento che sia il più efficace possibile. Insomma. Allora, ecco, per collegarmi ai piani di zona, ovviamente tutte queste materie sono suddivise nelle macro aree che riguardano i tavoli di confronto a livello territoriale dentro il percorso di costruzione dei nuovi piani di zona, che dovranno fare l'analisi e individuare gli obiettivi principali e gli interventi prioritari da fare in quel determinato territorio. È per questo che assumono un'importanza veramente grande, insomma, dal punto di vista della programmazione. Perfetto, allora torniamo nel merito, vediamo anche che cosa serve concretamente per quel che riguarda il sindacato dei pensionati, quindi alle persone più fragili, agli anziani, quali sono i punti su cui insistere, fin dove si è arrivati. Lo facciamo sempre con lo CGIL Gino Ferresso dopo da collegamento, ma prima andiamo in pubblicità pochi secondi, quindi tra poco.